Buongiorno ragazzi, allora volevo oggi parlare un attimo delle discussioni che si stanno creando in merito al libro di Spalletti, alle frasi che stanno scritte nel libro. Noi abbiamo intrapreso questo viaggio, io e Vincenzo, su questa pagina su YouTube, ma anche sugli altri canali, e infatti vi invito ad iscrivervi e a seguirci sia su Instagram che su Facebook, pensando di porre come al centro la sportività e la giusta e corretta informazione, dicendo tutto ciò che ci passa per la testa, che possono essere cose sbagliate, cose giuste, poi a voi diciamo l'onere e l'onore di commentarci e di aprire il dibattito, però ecco che sia un dibattito costruttivo e non distruttivo, non che un dibattito che possa creare delle polemiche. Ecco perché sui nostri canali non vogliamo, no, almeno questa è la nostra idea, creare titoli clickbait, informazioni errate, dare informazioni errate, informazioni che possono deviare un po' diciamo il pensiero in generale delle persone, ed ecco perché volevo porre l'attenzione su quello che sta succedendo in merito alla discussione sul libro di Luciano Spalletti. Allora, punto primo. La tempistica. La tempistica, molti dicono perché Spalletti ha fatto uscire questo libro ora. Questo libro, l'editing di un libro, le case editrici organizzano l'uscita di un libro molto tempo prima, non da una settimana all'altra, quindi non è nessuna manovra di destabilizzazione dell'ambiente perché il Napoli si trova a lottare per lo scudetto. Quindi togliamoci dalla testa questa idea malsana. Secondo, molti siti, molte pagine, molti creator danno delle informazioni e condividono, pubblicano, divulgano delle cose non errate, ma parziali. Il pubblicare e dire condividere dei post, delle frasi estrapolate qui e lì per creare discussione, per creare polemica, per provare a destabilizzare l'ambiente napoletano che sta vivendo un sogno che forse in quest'anno era abbastanza inimmaginabile, sono sbagliate. Cioè, andare a riprendere solo delle frasi di Spalletti che, tra virgolette, attacca Aurelio De Laurentiis è sbagliato. Bisognerebbe completare l'informazione estrapolando altre frasi che vi invito ad andare a leggere su altri siti che completano appunto l'informazione, in cui Spalletti parla bene del presidente, parla bene della società, parla bene, è orgoglioso della città, della squadra, si sente napoletano, parla in maniera bellissima nei riguardi di Napoli e del Napoli, e anche di De Laurentiis, anche di De Laurentiis. Lo esalta come presidente, come persona, come gestore, come imprenditore. Certo, tutte e due, Spalletti e De Laurentiis, hanno i loro caratteri, come è giusto che sia, come ognuno ha il proprio carattere, ma non per questo in quel libro c'è un attacco frontale, come molti pensano, a ADL e alla gestione di ADL. E niente, vi invitiamo a non cadere nel tranello della falsa informazione, della sbagliata informazione. Siate curiosi di andare
estrapolare qualsiasi altra informazione che non porti solo alla polemica, allo scontro e alla destabilizzazione dell'ambiente. Anche un'altra cosa. Ieri si è giocata la semifinale di Champions. Dal canto nostro siamo felici, nel senso che l'Inter è passata in finale, perché comunque una squadra italiana che va in finale di Champions League non è cosa di poco conto, e quindi ben venga che possa andare avanti una squadra italiana. Siamo per la sportività, siamo per il gioco del calcio a 360 gradi. A volte ci togliamo anche le maglie di dosso, le maglie da tifosi di dosso, e cerchiamo di analizzare quanto più oggettivo possibile l'andamento anche delle altre squadre. Perché siamo felici? Siamo felici perché questo vuol dire che il Napoli sta facendo un'impresa. Perché arrivare a giocarsi il campionato contro una squadra che è finalista di Champions League deve renderci solo orgogliosi del campionato che stiamo facendo, comunque vada, ok? Quindi forza Napoli sempre, e mi raccomando seguiteci sugli altri canali, va bene? Ciao ragazzi.